soprattutto i bambini più piccoli non sono in grado di avvertire la sete o il malessere in modo anticipato, quindi sono estremamente dipendenti dagli adulti per quanto riguarda l'idratazione. Un'altra caratteristica dei bambini è quello di disidratarsi molto velocemente, soprattutto i bambini più piccoli, perché in termini assoluti hanno meno acqua nel loro corpo. Inoltre un'altra loro caratteristica è quella di surriscaldarsi più facilmente perché disperdono meno calore con la sudorazione. I bimbi sono tra i soggetti più esposti agli effetti del gran caldo. I giochi all'aperto e il continuo movimento facilita una rapida disidratazione, per questo è essenziale integrare i liquidi nel corso della giornata. Più difficile è il colpo di calore, che resta però l'effetto più grave dell'esposizione al sole, spiega la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova. In età pediatrica è più facile trovarsi di fronte a disidratazione o a esaurimento da calore. La differenza consiste principalmente in sintomi neurologici che appaiono nel colpo di calore, quindi non solo l'elevata temperatura, una temperatura che non è regolata dal corpo o voluta dal corpo, come nel caso della febbre, in cui la temperatura e la febbre sono scatenate da un'infezione, quindi il corpo reagisce regolando la temperatura per facilitare la propria difesa, quindi per affrontare l'infezione. Qui è molto diverso perché il corpo si trova a non riuscire a disperdere calore, quindi manca quel meccanismo di regolazione centrale. Ma oltre alla temperatura quello che è più importante sottolineare sono i sintomi neurologici, una confusione, una stanchezza estrema, una difficoltà a parlare, una sonnolenza importante, una perdita di coscienza, fino anche alle convulsioni. Stanchezza, mal di testa, nausea e vomito sono campanelli d'allarme. Ecco allora come bisogna intervenire. L'importante è portare i bambini in un luogo fresco, ventilato, spogliarli e utilizzare l'acqua fresca per raffreddare il corpo. Acqua fresca e non ghiacciata, eventualmente anche con un effetto di ventilazione per favorire l'evaporazione e quindi la perdita di calore. È importante mettere in atto queste manovre prima del trasferimento, perché più breve l'ipertermia, migliori saranno poi gli effetti, quindi il recupero. Cappellini in testa, indumenti leggeri e chiari per i bambini che frequentano ancora gli asili o i centri estivi e trascorrono tanto tempo all'aperto. Preferire luoghi ombreggiati e ventilati e un'alimentazione fresca e leggera. Attenzione anche ai viaggi in auto. Lasciare i bambini in macchina anche per pochi minuti, pur con il finestrino aperto, in condizioni climatiche come quelle che stiamo sperimentando, sostanzialmente è estremamente pericoloso perché la temperatura interna può crescere in alcune circostanze anche di 10-20 gradi in pochi minuti.